In questo numero, il Caorle della Salute ferma il Treviso e si prepara al derby con il Portogruaro. In prima categoria è sempre Iulia Sagittaria. Lugugnana, Trasport ed Integrazione. In Serie D femminile Portogruaro si conferma in vetta. Nel basket la pallacanestro Portogruaro si prepara alla vittoria. Ancora successi per le squadre del Veneto orientale nel volley. Tiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro. Tiros e produzione abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Tiros, in via del lavoro, a Fossalta di Portogruaro. Pioggia e gelo hanno caratterizzato la penultima giornata del girone d'andata. Ovunque campi pesanti che col perdurare delle precipitazioni sono venuti a condizionare anche la settimana d'allenamento in vista dell'ultimo atto prima della sosta natalizia. Una giornata, la 14ª, dove non sono mancate le sorprese. In eccellenza nello scontro al vertice con il Careni Pievigina, ancora una battuta d'arresto per la capolista piovese che sta attraversando un periodo di evidente difficoltà. Patavini ormai insidiati dall'Istrana, fermata sul pareggio dal San Giorgio Sedico, e col fiato sul collo anche del San Donà, che tuttavia ha sprecato una grossa opportunità per insediarsi al vertice, non andando oltre il pareggio casalingo con i trevigiani dell'Union QDP, al termine di 90 minuti sfortunati, caratterizzati da 2 legni colpiti e da numerose palle gol mancate. In coda lì a Piave di mister Mauro Tossani ha rialzato la testa imponendosi nello scontro play-out con il Portoviro, vittoria importantissima alla vigilia di un altro delicato match in casa del Martellago. In promozione la 14ª giornata ha visto concretizzarsi la fuga del Fontanelle. Non più una sorpresa, ma squadra che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per arrivare sino in fondo. La sconfitta dello Pitergina sul campo della Milanese ha infatti lasciato loro il via libera. E invece crisi per il Porto Mansuè, caduto pesantemente anche in casa del Vedelago, mentre il Treviso, fermato dal Caorle della Salute in riva all'Adriatico, appare come l'eterna incompiuta, ormai travolto dalle contestazioni della tifoseria. No, capisco la contestazione dei tifosi, anzi probabilmente anche la avvallo, perché di fatto è vero quello che sta succedendo, no? E di fatto non è neanche chiaro nemmeno a me perché ci sia questa situazione così di stallo e di fatica. Pensavo a una reazione della squadra di fronte ai 3 pareggi ultimi maturati, invece ancora una volta facciamo fatica ad andare in gol. Voglio vederci chiaro, voglio capire esattamente cosa gli sta passando per la testa a tutta questa gente qui. Prestazioni come stiamo facendo noi nelle ultime 4, devi vincere almeno 3 su 4. Adesso lasciamo perdere la partita di 90 dove abbiamo giocato 85 minuti in 10. Bene, soprattutto il secondo tempo la squadra molto bene. Io penso che abbiamo incontrato anche la Salute che veniva da un periodo un po' particolare, ha messo dentro dei giocatori importanti perché io Zuccon domenica ho giocato col Conegliano e me lo sono trovato contro oggi. Romeo è un buon giocatore, gli altri sono una buona squadra, Malerba, quindi si sono rinforzati. Non è sicuramente la Salute, il Caorle che è andato un po' in difficoltà per gli infortuni ultimamente, però insomma dai, la partita l'abbiamo fatta noi come su tutti i campi, però vedo che coi pareggi fai fatica a fare tanti punti, però vedo che le altre perdono, per cui a parte il Fontanelle io e i miei ragazzi devo solo dire bravi, soprattutto per il secondo tempo. Mi sembra che nel primo tempo un'occasione della Caorle Salute su palla inattiva, poi l'occasione nostra di Garbuglio col portiere parato, un rigore netto non dato, il tiro di Fuscello salvato dal portiere, il tiro di Mosè, il colpo di testa di Rafael, la squadra ha spinto a destra e a sinistra, avevamo anche Marchiori fuori che ha dato una deviazione prima della partita, Nicoli squalificato, c'era Cesca che ha qualche problemino, insomma la squadra sta bene fisicamente. Una sfida quella del Chigiato che ha riconsegnato al campionato una formazione litoranea rinforzata dall'innesto di Malerba, Zuccon e Romeo, in aggiunta a Bavena, Chiumento e Teso, finalmente con certi equilibri e del giusto spirito. La classifica li vede da questa settimana invischiati nel pieno della zona play-out, ma la sensazione è che si possa essere davanti alla svolta. Abbiamo fatto un'ottima partita dal punto di vista del temperamento, dell'attenzione, della mentalità, e se scendiamo in campo sempre con questo spirito possiamo ripartire da dove avevamo cominciato all'inizio dell'anno, sicuramente rifar punti e poi tornare anche a fare delle buone prestazioni.
Difesa completamente rinnovata e qualcosa di buono si è visto. Sì, noi abbiamo avuto all'inizio dell'anno, come ho ripetuto in altre circostanze, la difesa titolare praticamente azzerata, perché abbiamo perso per quasi tutto il girone di andata Lorenzon, Guglielmini e Zanon Andrea, e questo ci ha creato delle problematiche difensive. Siamo andati in questo mercato di riparazione a cercare di portare a casa gli elementi di caratura, esperienza e di qualità che potessero colmare questa mancanza nella rosa, questa difficoltà, e oggi tutti quanti i nuovi innesti si sono dimostrati all'altezza, hanno confermato la bontà delle nostre scelte e hanno fatto un'ottima prestazione dal punto di vista difensivo. Quindi adesso si riparte per nuovi traguardi. Con questo spirito già da domenica prossima, in cui ci sarà un'altra partita molto impegnativa che sarà combattutissima a Portoguaro, un derby, e quindi già da martedì dobbiamo preparare la prossima partita, ripeto, con questo spirito, con questa mentalità, amalgamando i nuovi arrivati, muovendo la classifica, sono fiducioso per il futuro. Dunque domenica sarà derby con il Portoguaro, una sfida inaspettatamente di bassa classifica che arriva in un momento particolarmente delicato per entrambi le compagini. I Granata domenica non sono riusciti a dare continuità al precedente successo con il Caerano, incappando in una sconfitta sul campo del Villorba contraddistinta da una prestazione piuttosto opaca. In prima categoria la Giulia Sagittaria continua la marcia a suon di vittorie. Nel derby contro il Bibione i concordiesi hanno timbrato il 13° successo, conservando in tal modo le 11 lunghezze di vantaggio sul Fossalta-Piave. Squadra quella di Mister Piva che si è dimostrata cinica oltre ogni limite, capace di capitalizzare al massimo quanto prodotto nell'arco dei 90 minuti, pur non offrendo una prestazione brillantissima e soffrendo alquanto l'intraprendenza di una formazione litoranea che, al di là dei 5 pareggi e delle 2 sconfitte nelle ultime 7 partite, è parsa in evidente crescita. Diciamo che sapevamo chi incontrevamo oggi. Bibione è una squadra forte che fa della fisicità una delle loro armi. Davanti sono molto bravi perché hanno questi giocatori che difendono molto bene la palla e fisicamente sono tanta roba, e noi ci siamo preparati durante la settimana per affrontare questo, ma nonostante tutto siamo andati in difficoltà. Sì, abbiamo concesso un po' troppo il primo tempo, dove se andavano a riposo in vantaggio loro non c'era niente da dire, la fortuna un po' ci ha dato una mano, e il secondo tempo però penso sia venuta fuori un po' più la nostra caratura di squadra e penso abbiamo giocato un po' meglio noi. Nel complesso penso la vittoria sia meritata comunque. Ecco, si parla molto di Segato, di Pivetta, del reparto offensivo, ma quanto è importante Finotto in questo campionato? Ma no, non è uno o l'altro, è una squadra che sta veramente, un gruppo che sta veramente facendo bene, sta diventando squadra. Io non mi fossilizzerei su uno o sull'altro, sono tutti veramente importanti, ognuno nel suo ruolo, stanno dando il 100% di quello che possono dare veramente, e io sono veramente contento di tutti. Faccio un plauso soprattutto a chi gioca meno perché ha una pazienza infinita, e la forza nostra quest'anno è anche di avere una panchina lunga e che sa aspettare il proprio momento, perché sarebbero tutti titolari in qualsiasi altra squadra. Dunque io ripeto, non mi fossilizzo sul Pivetta, sul Finotto, sul Segato, è una squadra, è un gruppo che sta facendo veramente bene, dunque bravi veramente tutti. Alla fine voi avete tanto da recriminare, soprattutto per un primo tempo che avete condotto veramente alla grande, vi è mancato solo il gol. Assolutamente vero, sì, siamo stati bravi, abbiamo utilizzato le idee che il mister ci aveva dato a inizio partita, e effettivamente l'atteggiamento era giusto, e abbiamo fatto secondo me un gran primo tempo, dovevamo buttarla soltanto dentro. Questo è il vostro rammarico, purtroppo da squadra seconda in classifica, quando avete raggiunto la seconda posizione sono arrivati 5 pareggi e 2 sconfitte. C'è un qualcosa che si è rotto, al di là, che la squadra ha dovuto far fronte a tanti infortuni? No, si è proprio rotta la squadra, nel senso che tanti infortuni, il problema è che è stato quello, perché purtroppo abbiamo una rosa non ampissima, e anzi siamo stati bravi a mantenere comunque determinati risultati. Oggi, nonostante la sconfitta, si è visto però il rientro di qualche giocatore, vedi Francescuto, vedi Bianco, vedi Fabio Giusta, e la situazione, nonostante il risultato negativo, si è vista, e abbiamo fatto secondo me un gran bel gioco, abbiamo avuto tante occasioni, e secondo me adesso la musica torna a cambiare.
Ecco, quindi un Bibbione sicuramente che attende questa sosta natalizia anche per rifiatare e poi appunto si presenterà nel pieno delle forze. Assolutamente sì, anche perché recupereremo Gobbato, un'altra pedina fondamentale, recupereremo il Pea, quindi sì, iniziamo a tornare insomma ai nostri livelli, quindi intanto ripartiamo da oggi e poi si vedrà. Dietro i concordiesi a 11 punti di distanza tengono il passo ormai solamente Fossalta-Piave e ancora più lontano a 17 lo Zero Branco. Entrambe sono passate di cinquina rispettivamente a Paese e a Cavallino. A sorpresa invece Ponzano e Badoer si sono fatte travolgere in casa dal team biancorossi del Postioma. In coda a punti pesanti del Ponte Crepaldo, passato sul campo del Casale, offrendo una prestazione convincente che ha fatto dimenticare il pesante scivolone di Marcon nel recupero infrasettimanale. Secondo pareggio consecutivo anche della Fossaltese, i biancoverdi sensibilmente rinforzati in questo mercato di riparazione. Dopo il Bibbione hanno fermato anche il Treporti e adesso guardano allo scontro con il Sant'Elena come ad una sorta di ultima spiaggia per poter tornare a sperare nella possibilità di rientrare in corsa per i play-out. Nessuna sorpresa in seconda categoria. A Sindacale il Parmaggiore ha messo in cassaforte la 14ª vittoria consecutiva che ha dilatato a 12 il vantaggio sulla seconda in classifica. Da questa settimana il Musile 1000 che ha regolato la San Giorgese. Il San Stino infatti è scivolato di una posizione dopo essere incappato in una battuta d'arresto a Burano. In grande ascesa lo Jesolo, andato a segno con il Gainica che resta nel pieno della zona play-out. In coda è rimasto ancora al palo il Telio Veneto caduto sul campo della Nonese. Ha invece rialzato la testa il Lugugnana. I Granata portoguaresi si sono imposti nel derby con la Giusaghese, guardando alla prossima sfida con la Cenerentola Villanova come alla possibilità di chiudere il girone d'andata rientrando in corsa per la salvezza diretta. Sì, non siamo probabilmente neanche mai stati fuori, ma neanche ritorniamo in corsa perché comunque avevamo un calendario particolare, abbiamo avuto un inizio particolare per vari motivi di tesseramenti, giocatori che non erano disponibili all'inizio, quindi abbiamo avuto varie vicissitudini che ci hanno impedito di poter fare un campionato che volevamo fin dall'inizio. Ciò non toglie che comunque è un campionato molto equilibrato per quanto riguarda la nostra classifica, a parte certe squadre come di Pramaggiore che hanno quasi concluso il loro cammino. Per noi invece insomma, con 3 punti siamo lì a -4 da un'ipotetica ammucchiata che si salverà, manca un giro di ritorno, quindi eravamo sì un po' preoccupati perché non arrivavano mai queste vittorie che poi sul campo magari qualche volta abbiamo meritato. Stiamo lavorando, stiamo costruendo, sapevamo che era una progressione che doveva portarci e speriamo ci porti a una salvezza. Ecco, 2 stagioni qui a Lugugnana veramente difficili, si intravede un'inversione di tendenza? Diciamo che tu sai meglio di me che tutte le società che sono qua attorno vivono le difficoltà che poi vive il tessuto economico locale, eccetera, eccetera. Quindi una volta il bar, la pizzeria, l'idraulico, l'elettricista, qualche piccola sponsorizzazione la dava a chi conosceva, eccetera, eccetera. Un po' tutti, da quello che vedo, hanno queste difficoltà e il Lugugnana è stato uno dei primi probabilmente ad incontrarle, sebbene sta lavorando molto bene mi pare anche su questo, pur sapendo che non per noi ma come per gli altri non sarà facile, quindi bisogna lavorare secondo me su costruendo squadre dove si ricrea quello spirito che nei tempi in cui si giocava noi c'era prima di tutto la passione, dove ci sono dei giovani magari che senza grandi pretese possono anche farti qualche anno e venire fuori dopo, quindi il programmare è la cosa più importante. Noi tra l'altro abbiamo scelto una strada che vedo che molti ci hanno imitato, una strada che è quella di andare ad assoldare dei ragazzi che trovandosi qui nel territorio per altri motivi, no? Pur di non fare un'accoglienza fine a se stessa abbiamo scelto di individuare 4-5 di ragazzi extracomunitari che sono qui nel portoguarese, andando anche a selezionarli dal punto di vista prima di tutto comportamentale, perché ci teniamo che l'integrazione sia anche imparare a stare in mezzo alla nostra cultura,
e devo dire che i risultati sono ottimi, straordinari sotto questo punto di vista, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista ambientale. Questo è il più grande risultato probabilmente che finora abbiamo raggiunto, perché alcuni di loro si stanno inserendo dal punto di vista lavorativo, sociale, sotto tutti i punti di vista, merito nostro, merito loro, merito della società, ed è una strada che vedo che in tanti ci stanno cercando di imitare, perché comunque è un numero importante e dobbiamo far fronte a quella che è una realtà anche sociale, e quindi piuttosto che stiano lì a grattarsi le mani è meglio che vengano a fare sport, dove lo sport è l'integrazione, aiuta l'integrazione nella maniera migliore poi. Ad una giornata dal termine anche la terza categoria. Il 12° turno ha visto tornare al successo il Silea nel testa a coda con l'Altino, rispondendo in tal modo alla vittoria casalinga del Casier d'Orson con l'Evolution Team. Le due prime della classe continuano a braccetto, tenendo a debita distanza il Cessaldo, che ha avuto vita facile con la Cenerentola a Piavon, mentre il Torre di Mosto ha impattato sul campo del Lido Jesolo. È ritornata al successo la Vigor, che ha così reagito all'inatteso scivolone del turno precedente, che aveva regalato la vittoria al Cesarolo. Il posticipo di Serie D femminile ha confermato il Portoguaro in vetta. Sul rettangolo di gioco dello Stadio Mecchia le Granata si sono imposte sul Venezia per 9-0. Partita a senso unico, messa già in cassaforte dopo soli 7 minuti grazie alle reti di Sara Feletti e Giorgia Furlanis. Alla fine saranno triplette per Giorgia Furlanis e Albule Nagashi, doppietta per Sara Feletti con festa completata dalla marcatura di Alexia Oprea. Sì, domenica siamo entrati in campo, le ragazze sono entrate in campo subito col piglio, con la giusta verve che ci voleva, perché comunque non era facile, un avversario che non conoscevamo più di tanto, quindi niente, la partita è andata quasi subito, dalle prime battute abbiamo trovato subito il gol 1-2, quindi è stata una partita, diciamo, in discesa per noi, insomma, ecco. Quindi sbloccata praticamente dopo pochi minuti? Sì, dopo 3 minuti è stata sbloccata dalla Feletti, poi abbiamo dato subito il gol anche con Giorgia Furlanis, quindi un primo tempo 6-0, bene anche per le ragazze, perché comunque si sono divertite, abbiamo dato modo a chi non ha giocato tanto comunque di fare un po' di minutaggio, quindi questo è importante perché per noi il gruppo è importante, non dobbiamo mai dimenticare che il gruppo, la nostra rosa, tutte sono indispensabili, tutte sono utili. Allora, 3 squadre al comando, a questo punto possiamo dire che il campionato si deciderà proprio negli scontri diretti? Sì, a quanto pare sì, perché vediamo che comunque il Villorba è una squadra tosta, non molla. E noi cerchiamo di tenere il passo, il Futuro Giovani è una buona squadra, individualmente è molto, molto valida, ha dei buoni elementi, li abbiamo incontrati sia in Coppa che anche in campionato, sì, ce la giochiamo fino alla fine. E domenica allora si gioca a Fossalta, nuovamente in casa, in questo vostro programma di calcio itinerante affronterete il Longarone, partita che ovviamente è assolutamente da vincere. Sì, diciamo una partita che può stare nelle nostre corde, e nelle nostre corde non dobbiamo prenderla però in maniera sottogamba, non prendere sottogamba, perché vediamo che comunque chiaramente tutte contro di noi, e comunque sono tutte squadre che cercano di fare la propria partita, e quindi tutte lottano col coltello tra i denti ogni domenica, e anche domenica l'abbiamo visto. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco.
Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. In Serie C Gold 12 su 12 per la Ruker. I trevigiani hanno travolto i penultimi in classifica del Codroipo per 90-57, continuando in tal modo la marcia solitaria al vertice della classifica. 6 punti di vantaggio su Monfalcone e Oderzo. Gli opitergini hanno fermato la rincorsa del Caorle, che ancora una volta ha segnato il passo lontano dal Palamare. Questa volta però i litoranei sono andati vicini all'impresa, pagando dazio solamente nel finale, dopo aver condotto per metà gara ed essere andati all'intervallo lungo sul 30-35. Oderzo ha operato il sorpasso nel terzo quarto. Nell'ultimo periodo si è giocato punto a punto, sul 69-68 il match si è deciso dalla lunetta, Colamarino ha realizzato i tiri liberi sul fallo sistematico Caorlotto, Buscaino invece li ha sbagliati. Gialloblu adesso è agganciato in classifica dallo Jesolo, che ha espugnato Corno di Rosazzo. Invece è sempre crisi per Mestre, che a Trieste contro lo Jadran ha conosciuto l'ennesima sconfitta. In Serie D la capolista Sistema Pordenone ha osservato il previsto turno di riposo, occasione che Sacile, vincendo a Gonas, ha prontamente sfruttato per tornare a far sentire il fiato sul collo ai primi della classe. Alle spalle il Gerti Udine, confermando l'ottimo momento di forma, si è imposto sul Casalsa, agganciandolo in terza posizione assieme al Cussignacco, che sul proprio parquet non ha lasciato scampo al Portogruaro. Per i giovani Granata non è stato comunque tutto da buttare. Abbiamo visto sicuramente una squadra avversaria che era fuori dalla nostra portata. Ci sono squadre di questo campionato contro le quali noi indubbiamente siamo in difficoltà, squadre attrezzate fisicamente, squadre esperte, squadre toste, solide, contro le quali noi indubbiamente facciamo fatica. Abbiamo fatto tante buone cose, abbiamo giocato una partita offensiva discreta, non altrettanto posso dire della difesa. In attacco abbiamo prodotto molte cose buone, purtroppo abbiamo tirato con percentuali altamente negative, perché abbiamo chiuso con un disarmante 1 su 21 da 3 punti. Avessimo fatto un po' più di canestri, e soprattutto dall'arco, soprattutto da liberi, dopo aver costruito buoni tiri, sicuramente l'aspetto finale della partita sarebbe stato diverso. Però a parte questo, questa era una di quelle partite che indubbiamente la squadra avrebbe comunque fatto fatica ad affrontare, anche giocando in maniera ottimale. Quindi siamo consci di quelli che sono i nostri obiettivi. Abbiamo iniziato 4 mesi fa e pian pianino i miglioramenti si vedono. Chiaramente ci vuole del tempo, sono certamente più facili da notare a livello giovanile, perché giocando contro i pari età i miglioramenti sono evidenti. È chiaro che a livello di Serie D paghiamo indubbiamente, ma la Serie D non è il nostro campionato. La Serie D è il campionato che ci deve permettere di fare esperienza a livello senior, ma poi i banchi di prova veri e la cartina di tornasole dei nostri miglioramenti sono le partite under 18, e sinceramente nelle ultime partite abbiamo fatto molto bene. Avevamo giocato una buona partita la settimana prima a Udine contro la GSA, perdendo di una decina di punti. La settimana scorsa, dopo la bruttissima partita in casa della Serie D contro Geatti, a distanza di 48 ore abbiamo giocato la nostra miglior partita stagionale, battendo nettamente Corno di Rosazzo, terza in classifica, e rimettendo a posto anche la differenza canestri. Adesso arrivano le sfide abbordabili. Domenica al Palalovise c'è il Fagagna, e per i portoguaresi anche l'occasione di provare concretamente a conquistare la prima vittoria della stagione in Serie D. Difatti domenica affronteremo Fagagna e l'obiettivo della prossima partita saranno sicuramente 2 punti, soprattutto per dare morale alla squadra, perché è un campionato che non ci sta ancora sorridendo molto, però siamo sicuri che arriveranno le soddisfazioni. Abbiamo fatto sicuramente dei progressi, anche nella partita di venerdì secondo me si sono visti. Abbiamo perso sì con Cussignacco, però creando molte buone azioni di gioco. Purtroppo non abbiamo realizzato molto, però tutto sommato siamo contenti.
Nel girone pordenonese della promozione continua il testa a distanza tra lo Spini Basket e la Pallacanestro Fossaltese, squadre che in questa prima parte del campionato hanno dimostrato di avere una marcia in più rispetto al resto delle contendenti. La capolista si è imposta sul Fontana Fredda, mentre i biancoverdi di Fossalta sono andati ad espugnare il parquet di Maniago, prendendo il largo nel terzo quarto dopo metà gara giocata punto a punto. Il prossimo turno vedrà i fossaltesi ospitare Baloncesto in casa. Gli arancioneri hanno potuto tirare il fiato in questo fine settimana dopo aver posticipato a martedì sera il match contro il BBO a None Veneto. Ancora un buon fine settimana per il volley del Veneto orientale. In Serie C femminile altri 3 punti pesanti per San Stino. Contro l'Igevole le Liventine si sono imposte per 3-1 al termine di una gara alquanto tirata. Risultato importante che permette loro di portarsi a ridosso del centro classifica, mettendo nel mirino l'Arzignano, il prossimo avversario. In G maschile, nel girone A, il Bibione Mare è andato ad espugnare Bassano al tie break. 2 punti conquistati in rimonta vincendo il quinto set 15-11 che permettono di avvicinare il tandem in seconda posizione composto dagli stessi Vicentini e dall'Oreggia alla vigilia dell'ultimo impegno dell'anno che metterà i sandonatesi davanti alla Cenerentola Astra Volley. Nel girone B invece la pallavolo Portoguaro si è imposta a Povolaro per 3-1. I biancoverdi dopo l'iniziale set perso ai vantaggi 27-25 sono saliti in cattedra andando a vincere gli altrettanto tiratissimi successivi 3 parziali chiusi sul 20-25, 23-25 e 23-25. Portoguaro terzo in classifica alle spalle di Aduna Volley e Pallavolo Piove. E note positive anche dalla Serie D femminile, sconfitte di San Donai Esola a parte è arrivato il secondo successo consecutivo per la Pallavolo Concordia. Le biancorosse si sono imposte ancora il tie break contro l'Orizzonte Volley, questa volta recuperando con grande determinazione i primi 2 set persi entrambi per 23-25, trascinando dunque il match ad un tiratissimo quinto set finito 15-13. Concordia si porta a 3 punti dallo Jesolo in quart'ultima posizione, pronta a sfruttare un calendario che nell'ultima dell'anno sulla carta si presenta favorevole, dovendo affrontare l'Aurora Volley penultima in classifica. Diciamo che non siamo partite benissimo nonostante era una partita che sapevamo dovevamo aggredire fin dall'inizio. Purtroppo sono andati a male i primi 2 set, ma per una palla, perché comunque abbiamo perso 25-23, 25-23. Brave in quel momento sono state le ragazze a non mollare, a non arrendersi, e siamo riusciti a fare questa rimonta e a portare a casa 2 punti meritatissimi secondo il mio punto di vista. Ecco, 2 punti meritatissimi, importantissimi, perché vi permettono di mettere nel mirino lo Jesolo e quindi il quart'ultimo posto, e con l'auspicio insomma di poter chiudere la stagione, visto che avete degli incontri sulla carta facili, magari già oltre la zona play-out. Sì, diciamo che sulla carta, come hai ben detto tu, abbiamo un calendario che ci potrebbe essere favorevole. Certo è che se prendiamo sotto gamba queste partite, dopo la fatica che abbiamo fatto nelle ultime 2 gare, perderemo questo vantaggio che abbiamo guadagnato con questi 4 punti. L'unica cosa che mi rincuora è sicuramente il gruppo che sta lavorando molto bene. Infatti anche sabato sono riuscito a girare tutte le ragazze, forse per la prima volta da quando sono qua a Concordia, sono riuscito a far giocare tutte le ragazze e devo essere sincero, tutte quante hanno dato il loro piccolo contributo per arrivare a questo risultato positivo a fine gara.